È stata prima avvicinata e poi colpita alla testa con un bastone all'uscita di un supermercato in via Bedeschi ieri sera intorno alle 20 da un uomo che le chiedeva insistentemente l'elemosina. Al rifiuto della donna ha strappato dalle mani dell'anziana un pacchetto di sigarette per poi prenderle anche il bastone che utilizzava come aiuto per deambulare, colpendola alla testa e facendola sanguinare. La donna è stata soccorsa dal personale del SUEM e la polizia ha rintracciato l'aggressore subito dopo mentre cercava di allontanarsi tra lo sconcerto dei residenti. Stavo uscendo con il cane e ho trovato la signora che l'ambulanza la stava caricando nel lettino, sangue per terra, e mi hanno raccontato appunto cosa era successo. Grazie alla verifica dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare che fosse proprio lui l'autore dell'aggressione. Pertanto è stato arrestato per il reato di rapina aggravata. Si tratta di un 28enne di origini marocchine, volto noto alle forze dell'ordine e ai residenti che da tempo ne segnalano la presenza. È già stato denunciato dal condominio, da me, mi ha inseguito una volta all'interno del supermercato e ha cercato di rompermi una bottiglia in testa. Noi viviamo nel terrore con questa persona. I condomini di uno stabile sono ricorsi ad una recinzione attorno ai portici dove spesso bivacca e alla vigilanza privata. Siccome ci stalkerizza, per cui non riusciamo più a entrare neanche dalla porta senza essere insultati e aggrediti, abbiamo fatto una recinzione del condominio di tutta quest'area, abbiamo assunto una guardia privata per un periodo perché lo tenesse lontano da questa zona. Poi quando la guardia ha smesso perché non veniva più, lui è ritornato e ha ripreso. La questura l'ha già portato 3 volte in un centro per il rimpatrio, ma lui ogni volta torna ed è più cattivo del solito. L'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento in carcere a Vicenza, dove attualmente si trova rinchiuso.